Sono 1.800 gli adulti sieropositivi in cura al Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. La gran parte sono uomini, il 23% donne e il 17% stranieri. Lo scorso anno sono stati eseguiti 1.230 test anonimi su persone con età media di 35 anni. Nel 2023 in Italia ci sono stati 4 nuovi casi di diagnosi da infezione da HIV ogni 100.000 persone, in Veneto invece 1. Purtroppo la diagnosi è ancora tardiva nella maggior parte dei casi. Noi dobbiamo agire molto sulla prevenzione, dobbiamo far sì che tutte le persone sessualmente attive in qualche momento della loro esperienza anche sanitaria e non facciano il test HIV, quindi dobbiamo sensibilizzare i medici di medicina generale che nel momento in cui magari vedono delle patologie che potrebbero far presupporre la presenza di un'infezione tipo un herpes zoster recidivante, il calo di peso, un ingrossamento persistente dei linfonodi piuttosto che una diarrea cronica, dovrebbero proporre il test, come dovrebbero proporlo a chi ha dei comportamenti sessuali a rischio. Se non c'è questa occasione della gravidanza, le donne ancor meno rispetto agli uomini fanno il test e quindi le troviamo in fase molto avanzata. Importante è sollecitare lo screening e ricordare le pratiche di prevenzione. L'obiettivo che adesso si è data l'OMS è garantire al 90% degli individui con HIV soppresso un'alta qualità della vita percepita. L'AIDS però è una malattia che fa ancora paura e percepita da molti come uno stigma. Non sono malattie o infezioni che sono scomparse, sono presenti, è vero che ci sono delle cure ma non c'è la guarigione, quindi è importante la prevenzione e la promozione di stili di vita sani. A Padova il centro specializzato nella diagnosi e cura segue anche i bambini. Attualmente è in carico 260 minori con 1 o 2 nuovi casi l'anno provenienti per lo più dall'estero. I bambini che nascono in Italia dalle mamme sieropositive infetti sono molto pochi, ce ne sono ancora però purtroppo pochi, ma ci sono. Noi vediamo bambini che vengono dall'estero, soprattutto che sono infetti, quindi bambini che vengono dall'est Europa e bambini dall'Africa che arrivano in Italia o perché adottati o per ricongiungimento familiare. Noi abbiamo comunque a Padova vediamo 20-30 nuovi bambini che nascono dalle mamme sieropositivi tutti gli anni, bacino di utenza non solo a Padova ma anche dalle province vicine. Fortunatamente questi bambini sono tutti negativi.